La nascita di un giornale segna un giorno di festa, perché una testata che nasce ci rende tutti e ciascuno più ricchi, più liberi. Ma questo giornale ha almeno due valori in più rispetto agli altri, perché è un giornale cartaceo che dà voce a una comunità nella sua lingua. Non ci sono precedenti e soprattutto è una voce scritta. Questo per noi ha un grande valore. Poi c'è un altro aspetto che lo rende unico, perché questo giornale è uno strumento. Tutti conosciamo l'articolo 21 della nostra Costituzione, che era nato come per sancire il diritto alla libertà di stampa. Oggi l'interpretazione più avanzata di quell'articolo non è più solo libertà di esprimere il proprio pensiero, viene declinato nel punto più avanzato della interpretazione come il diritto dei cittadini a scegliere come informarsi e come essere informati. Questo strumento si colloca in quel punto, così alto, così avanzato, perché tutti insieme diamo la possibilità ai nostri cittadini che parlano friulano, 600.000 e più, di scegliere come informarsi, come essere informati. È un valore non importante, importantissimo. Noi siamo impegnati come gruppo da anni su questo fronte e quello che facciamo oggi, lo dico in maniera chiara, netta, forte, non è un fuoco di paglia, è un percorso lungo che è nato nel 2015, abbiamo fatto tante cose in friulano, in Telefriuli e in editoriale Il Friuli, che sono le nostre società. Da quest'anno al friulano abbiamo accostato l'inglese nei cartoni per i bambini, perché è giusto, è sacrosanto, è sacro essere... Buongiorno ingegnere, grazie, buongiorno. È sacrosanto, è giusto, è sacro essere orgogliosi della propria identità, della propria lingua, ma è altrettanto giusto, sacro, sentirsi e vivere come cittadini del mondo, nel quale andare con la propria identità, con la propria lingua, con le proprie tradizioni. Un percorso che è cominciato da tempo. Da tempo facciamo un telegiornale quotidiano in friulano, è stata una sfida incredibile. In 15 giorni abbiamo detto proviamoci, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo. Siamo partiti con 3 minuti, dopo una settimana abbiamo raddoppiato la durata del nostro telegiornale, ma non per chissà quale motivo. Abbiamo avuto ascolti incredibili su quello strumento di comunicazione. Oggi aggiungiamo un altro tassello, facciamo un altro passo su questo percorso che, ripeto, parte da lontano. Nasce una testata, la Voz dei Furlanza, e voi mi perdonerete la pessima pronuncia. So di poter contare sulla vostra comprensione e benevolenza. È un sito, è un settimanale cartaceo. Perché un sito è un settimanale cartaceo? Perché a tutto quello che abbiamo fatto finora aggiungiamo un ulteriore valore, il friulano scritto nell'informazione quotidiana e settimanale. Un percorso che parte da lontano, oggi è una tappa importante, ma non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui perché i valori in base ai quali facciamo le nostre scelte sono 3: territorio, identità, comunità.
La lingua friulana è la cifra di questo nostro impegno al servizio di territorio, identità e comunità. Resta da spiegare una cosa: perché il nostro impegno sul friulano? Il ragionamento che facciamo ormai da mesi, da anni, è molto semplice. Riteniamo che la lingua, e uso l'indicativo e non il congiuntivo, riteniamo che la lingua è fondamento dell'identità e siamo fortemente convinti che l'identità è il fondamento della comunità. Ci piace vincere le sfide e ci piace vincere questa sfida perché siamo convinti anche di un'altra cosa. Vincere questa sfida ha un valore anche istituzionale, politico in senso alto, perché la lingua è uno dei motivi, uno dei più importanti motivi per i quali i nostri padri costituenti, la nostra Costituzione riconosce un'autonomia speciale a questa regione. Vedete la centralità della lingua e con questo ragionamento vedete quello che sto per dirvi. È il ragionamento che abbiamo fatto e che ha portato tutti noi a farsi carico di un impegno che è un impegno civico, prima di ogni altra cosa. Un impegno civico che stiamo cercando di assolvere, o almeno questa è la nostra intenzione, questa è la nostra volontà, in spirito di servizio. Non stiamo facendo una cosa solo per noi, ma per tutti. No, tacchi di quando è nato il giornale qui, le idee di avere un giornale tutto per Furlan, perché mi sticciava dal 95. Dal 95 le idee che erano nascute dal mio paese erano di venire fuori con un giornale per da buon scritto per Furlan. A quel tempo non avevi neanche il computer, non avevi visto di farlo, e eri militare. Allora lui fa dentro in caserme, furvie, e mi sono mettuta a fare un sway, dritto alle dros, no? Qui sa c'è, e dopo lui si dava a torto al paese. Si chiamava il Buinch. Al parte, noi abbiamo una questione di identità, che il progetto qui non è pensato, guidando una macchina e chiarando e spiere per da ora. No, stiamo chiarando denanto. Perché un'elenca covente partigni d'ogni è una comunità più unita, più tenuta d'ogni al lavoro migliore, al produrre migliore e al chiare denanto anche con un spirito di bias. Anche perché noi a Barin, e io spero che il giornale qui ha sede un'impresa a servizi del nostro popolo, abbiamo davanti di attraversare un deserto. Si sta subito contenti, si viene condividuto subito un'idea, no? Un'idea che è partita dal Plan Generale di Politica Linguistica. La regione lo ha fatto buon qualche mese fa, in fin dei conti, no? Perché all'epoca è stato fatto buon e in un anno è stato fatto veramente tanto. E vengono presentati i sussidiari. Prima a riguardare che vi presentato il libro di Maman, ma vi presentato soprattutto tutta una serie di imprese che valorizzano il Furlan, perché è vero che il Furlan in quel momento qui forse ha anche qualche difficoltà di chiamare locutori, no? Ma che l'ha dovuta anche a una mancanza di alfabetizzazione e che iniziativa qui è estremamente importante. È importante anche per, o soprattutto, per tornare a parlare per aule dal dottor Di Leva, per via dal status, un status che al va elevato e che alla di partanus alle lingue minoritarie che vi ordinator per l'Italia, che vengono tutelate con la Costituzione e dopo con la legge 422 dal 99, no? Ma dal nostro caso si dice che il Schwarz è stato importante, la sfida, come che si diceva, è stata importante e sarà importante, perché non siamo una minoranza transfrontaliera, non siamo un paese di che altra banda che al posto di fa la voce grossa per noi, e quindi da si forza di Bessoi.
E i disares che roba chi è arrivata proprio di un puesto che è stato riguardato dal dottor Cattivello. Io forse non me lo sarei aspettato, no? Ma sono stato fortemente colpito, no? Che è la parte imprenditoriale, il tessuto, profondo tessuto imprenditoriale dal nostro territorio, che vuol dire che l'ha creduto dal nostro territorio, ha creduto dalla nostra lingua, che è un aspetto fondamentale, perché come faceva prima notare Rossano, il fatto che si clamedi una parola in una maniera o in un'altra fa capire tutto la sentimentale che sta da voi che parola lì, il ragionamento, il vissuto che sta da voi che parola lì. E quindi l'impegno è che si può smettere da tutti i settori della società, lì che si dopera che parola, come tutti che altri parole. Il fatto che avete creduto il settore imprenditoriale, hanno spartano ecco, iesin l'Arlef, agenzia regionale per la lingua furlana, e iesin inserita in un tessuto pubblico, a chiappare un esempio forte che alla di Partanus verso un impegno sempre più importante, sempre più vivuto quotidianamente, ora per ora. Ma io qui è di fare un ringraziamento, al gruppo editoriale che ha portato in davanti e sta portando in davanti che sfida qui, che ha avviato il riconoscimento di Roma, e non è di ridi, di chi concetto. Il riconoscimento da parte della capitale è estremamente importante, fondamentale, ma il ringraziamento lo fa sempre e noi vodi di sottolineare magari qualche concetto che hai espremuto prima, che hanno espremuto anche che altri, a lui che sono impegnati agli anni. Rossano, William, che veramente hanno tutti in pins un band che era difficile, l'asta era alta, ma sapevi che qualcuno sarebbe arrivato a passarla. E a scugniva sei alta, proprio perché Sting, e torni alle parole di prima, rivolte al settore industriale e imprenditoriale, è alta per loro, in quei momenti di crisi economica che è alta e noi quindi fa assolutamente la nostra parte. È importante investire sull'identità, la cura del territorio sicuramente ripartirà bene alla società, ma disaressa anche all'economia, settore che in quel momento qui è indispensabile per noi. E quindi tanti auguri per questa iniziativa e noi saremo sempre idonei. Grazie. Chi è un gioco di squadre, sono contento perché è anche un gioco non solo pubblico ma anche con interventi privati sul sviluppo delle lingue furlane. Io ho una figlia che ha 24 anni, studia medicina a Padova, ha vinto il concorso per l'Erasmus a Barcellona. Però sapeva che all'idea a Barcellona ha cominciato a studiare spagnolo, no? Perché gli esami che ha di fare al quintan hanno di fare in lingue spagnole. Ha studiato castigliano, l'ha studiato brave, la lì, le brave frutte. Alla prima lezione il professore aveva spiegato, non sai, ematologie, come non sa cercare, ha cominciato in catalano. Ha cominciato a fare le lezioni senza di noi, non le ha scritto nelle bande, ma ha cominciato a insegnare in catalano. Sveniments, vabbè, siamo tutti a studiare il catalano. Sì, bravo, sì, l'hanno tirato su. No, ma per dire che il catalano è una di quelle lingue che non è che ha il vicino, no? La nazione che può sostenere, non è tipo il tedesco, gli austriaci, i francesi, no? Il catalano è una lingua come la nostra, una lingua territoriale, una lingua identitaria, una lingua etniche, se si può usare che parole qui, no? In questi momenti. E allora per dire che la lingua di diventare veicolare, no? Una lingua che si usa sempre, una lingua che bisogna usare al territorio dove è nata la lingua. Chiaramente bisogna dire, dove lo sanno i furlanchi? No, se non lo sanno qualcuno, non è l'interprete, si può trabalhare nella lingua franca, inglese, italiano, se che vuoi. Ma se tu venissi in Friuli,
Ducchio avresti di favela in Furlan, sempre dai negozi, no? In Barcellona, in Catalogna, è così. Noi abbiamo perduto poi i nostri motivi, su savis minori perché no? Minorità, i genitori, se no, se tu faveli Furlan, ti tratti come l'ultimo rivale, insomma. E quindi l'abbiamo perduta, e poi insomma sono stato stanco che capivi che la lingua era autonomia e specialità, no? Era una capacità anche di affrontare i problemi con che sovrastrutture che erano le comunità furlane, no? E il Friuli come alla un po' di minore rispetto a Trieste, che ringrazio e saluti l'assessore Roberti, che comunque l'ha capito il valore della lingua, o anche dal Pordenonese, proprio perché non ho saputo difendere fino in fondo il Furlan, il nostro Friuli. Si sta omologando per interesse anche forse di che altri. E quindi, però, insomma, la roba si è mantenuta e bisogna dire che in questi 4-5 anni, mi pare, credo anche grande Davide, ho creduto anche di interpretare il pensiero dei miei colleghi, di Moretuzzo, di Bordin, insomma, del sindaco Fontani, di Murmai, che bisogna dire che sono stati sulla frontiera tra la trincea, no? Sono stati, e anche hanno sparato, no? Provinciale, no? Fontanini, cioè la città di Udine, sì, cos'è? Dobbiamo parlare solo friulano, apriti, ma parla là, per facere. Se non tu difendi se che tu sei, non tu sai neanche che tu sarai domani. Poi gli stessi, magari quando si tratta poi di venire a qualche inaugurazione dell'Arle, Favegni, no? Bello il Furlan. Però il Furlan bisogna difenderlo sempre, non bisogna mai vergognarsi, e ben fatto. E non vuol dire provincialismo, no? Perché vuol dire sapere qui che si è. E come, insomma, Alfonso 5-6 mesi fa, 7 mesi fa, quando è venuto all'ufficio, ha detto: Presidente, se non fa vedere Furlan, ma lo capisci, e no, abbiamo una grande, no, abbiamo un progetto, loro hanno fatto già tanto, no? Perché io e Roberti si sono fatti in 5 anni un corso, si può dire, no, in Furlan, così, per fare in modo che la RAI, che la pain no, ma milioni, a cominci anche con i sindaci, con i duci, a comincia a fare qualche, anche a fare loro una belle campagne, no? Comincia a fare qualche trasmissione dalla TV in Furlan. E come hanno fatto, diciamo così, in un momento, insomma, come la convenzione si è detto una fa, però che volte lì abbiamo portato a casa 10, 12, che sono un po' di oris in Furlan dalla TV. E le biere, io non so se a me è succeduto che io giri con il zapping, vengo su Rai Bis, su Rai 3 Bis, e ogni tanto a lei qualche trasmissione in Furlan. Tutti fermi, e tomari che ti fai vedere, topari, la gnagnera. A minchiappare 10, 12 ore, 20 ore, 30 ore, una roba così, insomma, no? E si sta superando al privato. Telefriuli, che l'ha capito che robe qui, quindi gli editori, i giornalisti, ha fatto un telegiornale per Furlan. Perché farlo diventare che lingua veicolare, che non è che tu insegni, che tu leggi sul giornale, ti dici che lei è colata dalla bicicletta, che il sindaco lo manda sotto. Perché così diventa una lingua riconosciuta, una lingua importante. E io credo però che all'estate credo sia vicende, no? Noi il pubblico spingeva, il privato le da ora, c'è manca di funzionare una comunità, cioè il pubblico ti dà indicazioni e poi bisogna che le sia di un territorio. E io credo che anche gli imprenditori capiscono che un territorio che ha una forte specialità, perché la specialità è la responsabilità, fa decidere a no se si vince qui casin, a scovente anche all'economia, perché si crea un sistema. Io credo che un sistema che si tiene in cui si tiene un ducchio, e quindi si è una forza e non si fa divide timper, diciamo in romanzo, no? E il Friuli è stato un po' così, lo hanno dividuto per imparare che altri. E come 6 mesi fa, 8 mesi fa, è venuto non come Telefriuli, non come il telegiornale, ma anche un giornale. Sì, un giornale, sì, un semestrale.
no, un mensile, no, un settimanale, poter no, avere un obiettivo di arrivare quotidiano. E mi piacerebbe che anche lì poi una compagna di mie figlie, no, magari venga a studiare in Friuli, avere all'università, e lei pensa in italiano, in inglese, e sta bene in friulano. E ad imparare anche come ha imparato mie figlie dopo, no? Cioè, allora, per dire che insomma, il teatro par Furlan, cioè, mi pare che aveva infatti in Chistein, si comincia, no? Anche le produzioni teatrali in Furlan. È sempre che idee delle lingue veicolari. No, non bisogna, scrivi, immagina, pensa. Ecco, anche io dopo un po' di anni cominci non a tradurre dall'italiano al Furlan, ma quasi quasi anche a pensare in Furlan. Non so se è un bene, però insomma è anche così, no? Allora, grazie, mi pare un bel lavoro. Podin no, Massimo, no, non si anche arrivasse al RUL, al Friuli, di in queste regioni, in questi paesi, in queste Europe. Io credo che sarà un destino dal Friuli in Europa, dal futuro. Tu stai lavorando anche in queste ottiche. Non si arrivasse anche lì, ma non si neanche proprio cerca uno sconto in teatri, cerca sì, non si il Friuli, no, per esempio, non le classi dirigenti in Friuli, il Friuli chi, ma sono che magari hanno interesse, no, a far sì che il Friuli sia un complesso di inferiorità, no? Ma il Friuli fa cercare, può fare migliore, ma sta cominciando a immaginare di essere un popolo, non una folle, non un insieme di interessi, ma un popolo che fa interesse dal popolo, e dal popolo è l'individuo, l'impresa, la cultura, la notizia, le tutto. E quindi mi pare, insomma, una parte di questo popolo che si sta costruendo è anche merito di Telefriuli, dal gruppo editoriale, e quindi bisogna dire che è una biele alleanze pubbliche-private, mi pare che sia la strada giusta. Grazie ancora e buon lavoro. È importante perché è un elemento identitario forte per il nostro territorio, perché in altri territori non c'è quell'elemento specifico che altri territori non hanno, e quell'elemento specifico vuol dire, come diceva giustamente il presidente Zanin, creare un senso di appartenenza più forte. E quando hai quel senso di appartenenza più forte ti viene anche più normale, spontaneo spenderti ancora di più per la tua comunità e farla crescere dal punto di vista economico, sociale, imprenditoriale, culturale. Ti metti in gioco ancora più volentieri perché fai parte di quell'identità, di quella cultura. Noi abbiamo la fortuna di averne 4 di quelle comunità, di avere dei territori tanto diversi, tanto complessi, che nel corso degli anni hanno saputo sempre di più convivere, non soltanto convivere, ma sfruttare le ricchezze gli uni degli altri e potersi sviluppare ancora di più. E questo l'abbiamo visto anche in periodi difficili. Il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia stata la regione italiana che ha avuto il rimbalzo maggiore dal punto di vista economico nel post pandemia, possiamo attribuirlo in parte anche a questo. Ci sono tutta una serie di fattori, ma in parte lo possiamo e lo dobbiamo attribuire anche a questo. Allora da là il compito istituzionale dell'amministrazione, che è quello di promuovere e tutelare le lingue minoritarie, e io penso con orgoglio di poter dire che tanti passi li abbiamo fatti e ne sono veramente orgoglioso e grato. Cioè quando tu inizi nella tua premessa e dici è la prima volta, cioè quella è un qualcosa che mi riempie d'orgoglio, è poco, l'ha fate voi, avete fatto tutto il lavoro voi, noi il pubblico ha fatto veramente tanto poco, per me, fatto insieme. però per me è veramente un elemento di grande orgoglio sentirmi dire oggi è la prima volta, nella storia è la prima volta che si fa l'informazione in lingua friulana, perché è quella che ti permette maggiormente di entrare in contatto con la lingua. Hai bisogno dell'informazione, hai bisogno di informarti, hai bisogno di ascoltare le notizie del tuo territorio, magari semplicemente come è andata la partita, come si diceva prima, anche di chi purtroppo se n'è andato, ma tutto, devi vedere tutto in friulano, e quello è il modo più diretto per avere l'approccio con la lingua. A questo punto non ci resta, parliamo di una nuova creatura, di una prima volta, non ci resta che vedere il parto di questa creatura. Prego.
Sono Dario De Cian, sono il direttore generale di Centro Stampa Quotidiani, una società di proprietà di 2 editori locali del nostro territorio, Giornale di Brescia ed Eco di Bergamo. Ci troviamo nel nostro centro stampa nel quale, oltre ai 2 quotidiani dei soci, stampiamo molte altre testate. Ne produciamo 10 tutte le notti, tra i quali 8 quotidiani locali e 2 quotidiani nazionali che sono Avvenire e Il Sole 24 Ore, e settimanali, tra i quali il Friuli. La grande sfida del nostro periodo è cercare di smentire tutti quelli che dicono che la carta è finita. Noi non crediamo a questo, anzi continuiamo ad investire nella tecnologia. Siamo l'unico centro stampa al mondo ad avere all'interno dello stesso sito produttivo la doppia tecnologia offset, tipica della produzione dei quotidiani, e la stampa digitale inkjet. Questa possibilità della stampa digitale ci ha consentito di raccogliere la sfida postaci da Media Friuli qualche tempo fa di dar vita assieme ad un settimanale in lingua identitaria. E la doppia tecnologia messa a disposizione ci consente di essere qui oggi ad assistere in diretta alla nascita del primo numero del settimanale in lingua identitaria, la VOS Darfur Lance.